sulla tragica fine del 23enne di Orsago Filippo Morello, caduto in sella alla moto da cross durante una gara in Friuli Venezia Giulia e poi travolto e ucciso dagli altri piloti, disposta l'autopsia. Morti inghiottiti dalla voragine sul ponte dei Nori a Valdagno, recuperata dai vigili del fuoco l'auto di Leone Francesco Nardone, mezzo sotto sequestro per le indagini. Crack Veneto Banca, ridotta di 6 mesi in Cassazione la pena. Consoli, prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Banca d'Italia. Per i risparmiatori si apre però un nuovo capitolo con il processo per bancarotta. Pressione alta sarebbe questa, secondo alcune voci, la causa di un malore che avrebbe colpito il cardinale Pietro Parolin in procinto di entrare in conclave, ma la Santa Sede smentisce tutto. Fa discutere il caso delle suore in fuga dal monastero di Vittorio Veneto e dietro al commissariamento dell'ex badessa ci sarebbe rifiuto da parte di 4 suore ortodosse di aprire la struttura religiosa alla produzione di prosecco. Regionali, centrodestra continua ad essere bollente, Zaia non è lesa maestà che la Lega chiede al candidato presidente. Intanto tengono banco le esternazioni di Roberto Marcato dal ruolo degli assessori all'autonomia. Io non la vedo, attacca. Il clima in questi giorni è destinato a cambiare, sole e caldo fino a domenica, poi temperature giù anche di 10 gradi e ritorno di piogge temporali. Più di 2000 piccoli rugbisti nella festa agli impianti sportivi del Petrarca Rugby a Padova per il trofeo Bottaccina, a sfidarsi i mini atleti in 4 diverse categorie. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale. Nei nostri telegiornali dunque l'avete sentito, in primo piano la cronaca, aperta un'inchiesta sulla tragica fine del 23enne di Orsago Filippo Morello, caduto in sella alla moto da cross durante una gara lungo la pista Luciano Battuzze di Vespa Romance di Sonzo in provincia di Gorizia, disposta l'autopsia. Amava fin da piccolo il motocross Filippo Morello. La tragedia proprio durante la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. La procura di Gorizia ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. I carabinieri giunti sul posto hanno sequestrato la moto del giovane ed il casco ed hanno sentito i testimoni presenti al momento del gravissimo incidente, mentre il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Dolore e incredulità ad Orsago, dove viveva il 23enne assieme alla famiglia. In via Corridone è calato il silenzio, nell'abitazione la disperazione di mamma e papà che hanno assistito alla caduta mortale del figlio. Il giovane, sbalzato dalla moto, è stato travolto da altri piloti. A nulla sono serviti i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione dei medici intervenuti con ambulanze del soccorso. Il 23enne è morto su quelle piste che lui amava tanto. Il sindaco di Orsago, Giancarlo Mion, è andato ad abbracciare la famiglia chiusa nel dolore. Non abbiamo neanche parlato, ci siamo solo abbracciati perché è un momento difficile, duro. Avevano 2 figli, una famiglia normalissima, marito e moglie che lavorano, 2 figli, uno di 20 e uno di 22 anni. Filippo aveva la passione, aveva la passione del motocross, ha fatto una gara in Friuli, era anche portato per il motocross, mi diceva il papà, perché comunque era in testa, è caduto e quello che lo sopraggiungeva gli ha piombato addosso. E non poteva evitarlo, mi ha detto anche suo papà. Un bravo ragazzo, lavorava a Cordignano presso la ditta SCM, sconvolti i colleghi appena appresa la tragica notizia. Lavorava da circa 3 anni, era una persona splendida, una perla rara, al di là di tante cose, veramente era una persona gentile, molto garbato e sempre disponibile, ma anche molto bravo. Una famiglia conosciuta in paese dove la notizia è piombata come un macigno. Filippo aveva un fratello più piccolo all'estero per motivi di studio. Un incidente di gara tragico che ha sconvolto l'intero mondo dello sport. Ad Orsago il paese è sotto shock. Una giovane vita spezzata, dice una signora sconvolta. Al bar accanto al municipio non si parla d'altro. Quando succedono queste cose così improvvise a ragazzi così giovani, ovviamente tocca tutta la comunità. Filippo in sella alla moto, in questa foto tutta la sua passione per questo sport ed il sorriso che lui sapeva regalare a tutti. Dolore e lutto anche nel mondo del motocross per la morte di Filippo Morello. A Polcenigo il ricordo del motoclub nel quale era iscritto. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco, mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente.
La comunità di Polcenigo è in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Morello, il giovane motociclista di 23 anni morto nel primo pomeriggio di ieri a Romans di Zonzo durante una gara regionale di motocross. Originario di Orsago, Filippo era tesserato al motoclub di Polcenigo, realtà sportiva che oggi piange la perdita di uno dei suoi ragazzi più promettenti. Ma Filippo, per quanto lo conoscevamo noi, era una persona splendida, veramente un bravo ragazzo. Pochi così se ne trovano. Difatti siamo in un dispiacere infinito e grande, anche perché veniva a aiutarci alle gare spesso, era sempre disponibile. Purtroppo è successo il fattaccio e niente, così. Lui, se non ricordo male, era venuto che era minorenne, dovrebbe aver avuto 17 anni. E poi agonisticamente parlando invece ha iniziato l'anno scorso con delle gare di enduro per poi buttarsi nel cross. Difatti questa era la seconda gara regionale che faceva e niente, andava anche bene come pilota, diciamo. Vittime in sella alla moto, l'europarlamentare Flavio Tosi auspica che la decisione spagnola che dal prossimo luglio obbliga l'utilizzo dell'airbag ai nuovi motociclisti per ottenere la patente A sia estesa in tutta l'Unione Europea, una battaglia portata avanti in Veneto e in Italia da Andrea Dan, presidente dell'associazione Manuela. Pertanto Tosi ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea nella quale le chiede se intende promuovere a livello europeo attraverso iniziative legislative o raccomandazioni l'adozione di dispositivi di protezione avanzata per motociclisti come gli airbag, se prevede misure per sostenere finanziariamente l'adozione di tali dispositivi attraverso fondi europei o programmi di sicurezza stradale e come intenda valorizzare e diffondere tra gli Stati membri le migliori pratiche per ridurre la mortalità tra gli utenti vulnerabili della strada. Ed ancora cronaca, la tragedia del maltempo a Valdagno che ha visto il crollo di un ponte cittadino e la morte di 2 persone. Oggi è stato recuperato il veicolo su cui viaggiavano le vittime, un contributo prezioso all'inchiesta avviata dal Tribunale di Vicenza. Questo è ciò che rimane della vettura su cui viaggiavano Leone e Francesco Nardon, le vittime del crollo parziale del ponte dei Nori a Valdagno durante l'emergenza maltempo il 17 aprile scorso. La violentissima piena del torrente Agno aveva trasportato il mezzo più a valle nel territorio di Cornedo Vicentino, arenandosi nella frazione di San Martino tra gli alberi e i massi vicino alle sponde. Venne avvistata il giorno dopo la tragedia. L'effetto spaventoso della furia inaudita delle acque che aveva provocato la voragine nel ponte e che poi aveva convinto i soccorritori ad aspettare condizioni meteo più favorevoli per recuperare il rottame. Esattamente qui l'auto, la Fiat Ulisse su cui viaggiavano i padre e figlio è finita, per 5 km è stata trascinata con rami. Ecco, questa mattina vedete che hanno atteso i vigili del fuoco che l'Agno diminuisse l'impeto nei giorni proprio per permettere il recupero dell'auto in sicurezza, che è avvenuto proprio pochi minuti fa. L'ultima autogru che ha permesso il recupero del mezzo è andata via da poco ed è stata l'epilogo di questo momento. Ricordiamo che i corpi invece di padre e figlio sono stati trascinati per altri 5 km fino al bacino di laminazione di Trissino. L'automobile accartocciata che è stata recuperata è stata posta sotto sequestro come l'area in cui è stata trovata. La procura di Vicenza infatti sta ancora indagando per disastro colposo e duplice omicidio colposo ad opera di ignoti. Il rottame sarà messo a disposizione della dottoressa Cristina Carunchio, il pubblico ministero che ha il compito di fare chiarezza su quanto accaduto assieme a 2 consulenti, 2 ingegneri civili dell'Università di Padova, specializzati rispettivamente in costruzioni edili e in idraulica. Crack Veneto Banca, ridotta di 6 mesi in Cassazione la pena a Vincenzo Consoli, prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Banca d'Italia per i risparmiatori. Si apre però un nuovo capitolo con il processo per bancarotta a giugno e i legali sono pronti a chiedere i danni morali. Siamo
all'epilogo del primo dei vari capitoli di questa triste e annosa vicenda che ci ha sempre interessato. Primo epilogo in Cassazione che si è chiuso con una condanna, adesso diventata definitiva, 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, 6 mesi meno rispetto alla sentenza di secondo grado, perché alla fine è rimasto in piedi solo il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Consob e non della Banca d'Italia, confermati sia l'annullamento della confisca, disposta in primo grado di oltre 221 milioni di patrimonio personale, sia l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Una pronuncia definitiva che certo non spegne quella che lo stesso Stefano Trubian, avvocato di tanti risparmiatori, definisce sete di giustizia, che potrebbe trovare invece parziale soddisfazione nel terzo troncone processuale, quello per la bancarotta, che inizierà con l'udienza preliminare fissata in tribunale a Treviso a metà giugno e che vede altri indagati oltre a Consoli. Le costituzioni, sembra assodato, non potranno riguardare i danni economici diretti, per quello c'è un altro procedimento aperto, nello specifico contro la società di revisione dei conti a Roma. Non tutto però è perduto. Ma ci sono dei danni diversi, penso al danno morale ma non solo, che sono patrimonio del singolo soggetto che si ritiene danneggiato e che a nostro avviso possono essere fatti valere in quella sede. Quindi chiederete i danni morali, questo ce lo può... chiederemo di essere ammessi parte civile per i danni diversi sicuramente. Insomma, quella bancarotta con la procura trevigiana che contesta un buco monster da oltre 300 milioni di euro avrebbe provocato un nocumento che va ben oltre il dato finanziario. Sono previste centinaia di costituzioni, gli uffici legali sono al lavoro. Credo sia un dovere sociale a fronte di questa piaga che ha interessato il nostro territorio, arrivare ad una verità processuale che sia quanto più possibile sovrapponibile a quella reale dei fatti che tutti noi abbiamo, ahimè, tristemente osservato. Pressione alta sarebbe questa, secondo alcune voci, la causa di un malore che avrebbe colpito il cardinale Pietro Parolin, procinto di entrare in conclave, ma la Santa Sede smentisce tutto. Manca sempre meno all'inizio del conclave che dovrà scegliere il nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori saranno chiusi per la prima votazione nella Cappella Sistina dalle 16:30 di mercoledì 7 maggio. In questi giorni indiscrezioni e pronostici non sono mancati. Tra le voci più insistenti per la salita al soglio pontificio c'è quella che riguarda il prelato vicentino cardinale Pietro Parolin, nato a Schiavon e dal 2013 fino allo scorso 21 aprile segretario di Stato Vaticano. Il presule avrebbe già l'appoggio di una cinquantina di confratelli per diventare papa, ma di voti ne servono 89. Su Parolin e sulla sua salute è stato necessario l'intervento in prima persona del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha smentito in modo categorico le notizie su un malore avuto dal cardinale. Stando ad un quotidiano romano che ha riportato fonti statunitensi, si sarebbe reso necessario anche l'intervento di personale sanitario in aiuto del cardinale Parolin in occasione di una delle congregazioni generali che stanno precedendo il conclave. Non si è verificato il malore, non è vero, ha replicato Bruni a un giornalista che chiedeva informazioni sul presunto malore legato ad una variazione di pressione. Parolin sta bene e parteciperà alle votazioni insieme a tutti i confratelli che non hanno ancora compiuto 80 anni. Da mercoledì in poi uno di loro sostituirà i paramenti rossi con quelli bianchi, lo stesso colore del fumo che precederà l'annuncio dell'elezione. Sta destando curiosità ma anche preoccupazione la vicenda delle suore in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, dopo il commissariamento della madre badessa e l'uscita dalla clausura di 3 suore e una novizia. Nessuna motivazione ufficiale da parte del dicastero romano, ma per molti la vicenda sarebbe legata all'iniziativa di produrre prosecco dentro le sacre mura. I periti giornalisti si rivolgano a Don Martino Zagonè, che in pratica il sacerdote che attualmente sostituisce il vescovo. Questa è la risposta quando suoniamo al convento di San Giacomo di Veglia. Una sorta di consegna del silenzio, considerando che la curia vescovile non ha di fatto giurisdizione sul millenario convento di clausura, commissariato dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presso il Vaticano. Al centro l'attività degli ultimi anni della madre badessa Aline Pereira Gammarchi, contestata da alcune consorelle. Di ufficiale al momento c'è solo un comunicato dell'ordine che conferma di aver sollevato dalla direzione del monastero madre Aline per aver preso delle misure ai danni di 4 consorelle senza rispettare il diritto della Chiesa e dell'ordine.
Una vicenda che ha un primo atto formale nel gennaio del 2023 e per molti legato all'apertura del monastero con la produzione di Prosecco inaugurata solo un mese prima, il 9 dicembre del 2022, e ancora oggi ricordata così all'interno delle Sacre Mura. No, ma lei non mi ha visto, perché io ero qua dietro nascosta. Ah, no, perché mi ricordo che poi qui avevamo fatto una cosa... Ah sì, avete fatto la degustazione? Sì, io sentivo, ma voi non mi vedevate. Un'iniziativa che allora la badessa spiegava così. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime, ma anche per tutto il resto del monastero. Una rivoluzione per questo luogo di silenzio e preghiera, finora di fatto inviolato dalla laicità circostante. Una rivoluzione pare non condivisa da 4 consorelle più ortodosse, ma anche dal Vaticano, che dopo il primo commissariamento del 23 poi ritirato, il giorno dopo la Pasqua di quest'anno ha deciso di sollevare definitivamente Madre Aline, che per questo ha concordato un periodo di allontanamento dal monastero. Ma l'atto più clamoroso si è consumato il 29 aprile, quando 3 suore e una novizia hanno lasciato furtivamente, secondo il comunicato dell'ordine, la struttura, unendosi all'ex badessa in una località segreta. Ora all'interno del monastero sono rimaste 20 suore, mentre l'ordine attende che Madre Aline ricorra contro il decreto rivolgendosi al dicastero e non con una denuncia civile, conclude il comunicato dell'ordine religioso, dove tra l'altro non si capisce contro chi e su quali fondamenti, dal momento che tutto si è svolto rispettando il diritto ecclesiastico e che è il solo abilitato a regolare la vita monastica. Ed ora la politica, autonomie regionali, continua il clamore all'interno della Lega dopo le parole pronunciate a Ring da Roberto Marcato, cui replica lo stesso Zaia, presidente della regione, che oggi è tornato anche sui rapporti tra alleati. Non è lesa maestà che la Lega chieda la presidenza del Veneto, ha detto il governatore. Penso che sia nella norma che ci siano, diciamo, queste attività di assestamento, dopodiché penso che non sia una lesa maestà da parte della Lega chiedere il candidato presidente e tutto questo poi verrà discusso, immagino, dal segretario nazionale, dal segretario regionale, quindi da Salvini e da Stefani. Luca Zaia fa scivolare sul velluto quello che di fatto è un fendente politico, ancora una volta tutto interno al centrodestra, e questo nelle more della decisione del Consiglio di Stato sulla data delle prossime elezioni regionali, pronuncia a questo punto dirimente. La legge regionale ci invita a fare la convocazione delle elezioni nella fase primaverile, finestra primaverile, e la legge nazionale ci dice di farle entro 60 giorni dalla fine della legislatura e quindi sarebbe in autunno. Proprio per evitare ricorsi in una direzione o nell'altra è bene avere chiarezza su questo tema. Forma e sostanza si alternano, quasi si fondono, in un dibattito che sembra senza fine e che vede scintille anche all'interno degli stessi partiti. Fanno ancora discutere parecchio le parole pronunciate a Ring dal leghista Roberto Marcato, tranchant come non mai sulla riforma Calderoli. Verifico che non c'è nessuna autonomia. Ne sono a causa delle modifiche volute? Ma io non so, ripeto, non ho la capacità politica e l'altezza che hanno gli addetti ai lavori. Io registro non che è non autonomia, c'è, non sto parlando della sanità, quella di non c'è nessuna autonomia, non c'è nessuna autonomia. Che autonomia c'è? Bulldog Marcato, che sempre via Ring aveva tradito un certo fastidio sulla narrazione di un super Zaia, alimentando retroscena e articoli di stampa. Si dice sempre Zaia ha fatto, Zaia ha fatto, ma senza questa squadra Zaia avrebbe fatto molto ma molto meno. Ma come avremmo fatto noi senza di lui? Una sottolineatura che evidentemente ha fatto rumore, pure il diretto interessato, di solito restio alle polemiche, le commenta. Ma che è la verità. Basterebbe che voi andaste a vedere tutte le mie dichiarazioni, soprattutto quelle quando escono i sondaggi sul gradimento dei presidenti, dove io sono primo da 15 anni, ed ogni volta che dichiaro dico: questo è frutto del lavoro di una squadra, non di una persona sola. Quindi penso che sia novietà e che non ci sia nessuna novità sotto il sole. Capitolo chiuso o no, Marcato già aveva messo le mani avanti, rivendicando il suo ruolo di voce libera del Carroccio. Approfitto della sua ospitalità per dire alla dirigenza del mio partito: mettetevela via. Mettetevela via. Io, come ho sempre fatto, continuerò a dire e a fare tutto quello che reputerò giusto dire e fare. Punto. Ma se la devono mettere via.
Le condizioni meteo sono destinate a cambiare, sole e caldo resteranno fino a domenica, poi un brusco calo delle temperature e il ritorno di piogge e temporali. Sentiamo cosa prevede il generale Iannicelli. Grazie all'azione massiccia di un anticiclone che ci ha protetto, abbiamo usufruito di qualche giorno di tempo estivo, veramente estivo, con temperature molto alte. Ma non dobbiamo illuderci, perché avremo la sorpresa già da lunedì. L'anticiclone cederà, arriverà aria fredda e quindi le temperature si abbasseranno e di molto. Vedete come cambia lo scenario, l'anticiclone non c'è più. Ne approfittano subito sistemi perturbati abbastanza complessi, il primo dei quali, ecco, questa occlusione che ci interesserà già da domenica notte e poi aprirà la strada a altre perturbazioni. E quindi prevediamo questo fine settimana ancora all'insegna del cielo sereno, sabato, domenica. Da domenica sera passa un sistema perturbato e quindi avremo come prima conseguenza un aumento della copertura del cielo per nubi, precipitazioni anche a carattere intenso, anche a carattere temporalesco, stante le temperature ancora alte. Ci accompagneranno purtroppo per ora per quasi tutta la settimana. I venti sono deboli, direzione variabile, con qualche naturalmente rinforzo durante i temporali, ma soprattutto la prossima settimana. Ecco la nota dolente delle temperature, ancora fine settimana con massimi intorno ai 27-28 gradi sempre all'ombra, le minime 16, 17, 18 gradi. Da lunedì ecco l'abbassamento repentino, le minime scendono a 12-13 gradi e le massime forse mercoledì non arriveranno a 16-17 gradi, quindi un calo di quasi 10 gradi. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. Festa agli impianti sportivi del Petrarca Rugby a Padova per il trofeo Bottaccin a sfidarsi, più di 2.000 atleti in 4 diverse categorie. Più di 2000 piccoli rugbisti hanno animato a Padova, al centro sportivo Memo Geremia, casa del Petrarca Rugby, la 43esima edizione del torneo Pino Bottaccin. 32 le società coinvolte, provenienti da 9 regioni d'Italia, per un totale di 100 squadre divise nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, che hanno dato vita a 336 partite. Dal punto di vista sportivo, in Under 8 ha vinto il Mogliano Veneto, seguito dal Petrarca Rugby e Patavium Rugby. In Under 10 a conquistare la Coppa sempre i bianco-blu moglianesi, seguiti da Benetton Treviso e dal Rugby Paese, mentre per la categoria Under 12 la Coppa è stata conquistata dal Petrarca Rugby, secondo il Villorba Rugby e terzo l'Unione Sportiva Primavera Rugby. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.